Eh sì, siamo arrivati. Lunga, però è bello, State bene! Questa regione ha tutte le caratteristiche per poter tornare ad essere grande, è ancora il Veneto nonostante la classe politica. Abbiamo un tessuto economico, produttivo, creativo, sociale, di volontariato che non è secondo a nessuno. Brand Veneto UNESCO che si realizzerà attraverso un pacchetto turistico integrato con il quale il turista può visitare i 6 patrimoni veneti. Se un giorno da Cortina si vuole andare a Venezia, lo si può fare. Mi è piaciuto quello che ha detto sulla competenza, su quello ci tenga molto. Qui ci sono pochi bambini, sì, ma se vogliamo che continuino a starcene quantomeno questo numero. Noi abbiamo per esempio già 5-6 giovani che sono andati via, per noi è come se mancasse una generazione, capisci? Se noi non garantiamo alla gente l'opportunità di rimanere qua, queste terre si spopoleranno e a cascata si spopolerà la Val Belluna verso la pianura. Nei prossimi 5 anni riceveremo circa 1,4 miliardi dall'Europa solo per l'agricoltura. Allora la sfida è tanto spenderli tutti e bene e soprattutto farli arrivare. E quindi non si può pensare che ciò che è applicabile in pianura sia applicabile qui. E chi è che ci può aiutare? Ci può aiutare però la regione. Deve promettere qua i montanari, mantenimento dell'ambiente. Ci vediamo? Come no? Io sono il sindaco di Canale. No, grazie. Questo paesino qua è una perla, no? Perché è il contesto ambientale che lo rende meraviglioso. Dare la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti a fondo perduto, è la regione che ci crede e investe. Mi auguro veramente che lei riesca a aiutarci veramente. Guarda che qua il sindaco mi prende tutti. Bisogna vincere! L'assessore di questa zona abbia una competenza su quelle che sono le peculiarità, le specificità e le potenzialità di un territorio. Il grosso problema sono i servizi, cioè inizio ad accorgermi che la difficoltà nelle famiglie proprio per quelle situazioni. 504 comuni, sindaco, ha fatto. La regione secondo me, sanità e scuola, i principali sono quelli. In questi 5 anni non hanno pianificato neanche la sanità, gli ospedali non li hanno fatti dove c'era bisogno di farli. Io se sono una mamma e scelgo una località turistica invernale, se non ho la certezza di avere un ospedale raggiungibile in 15 minuti, io non vengo. E quindi con l'incentivo al proprietario che la vuole sistemare oppure al proprietario di una struttura alberghiera che deve sistemarla perché altrimenti non è competitivo sul mercato, daremo degli incentivi importanti. Signora, arrivederci, grazie.